questa visita mi viene da pensare che è un po' una novità, come giovane vedere che c'è il Papa che viene incontro a noi e noi che andiamo a Roma, che di solito è sempre, come dire, si parte da un bel ricordo della giornata mondiale della gioventù, ma come dire sempre anche questi incontri nostri dell'associazione ci si sposta, si va verso di lui. Invece vedere che è Santo Padre che viene da noi, già questo crea un po' di scompiglio, un po' di interesse. In più il fatto che con mia moglie Paola stiamo anche partecipando a delle iniziative come quello del corso fidanzati, siamo sposati ma siamo ancora nel mezzo dei fidanzati, ecco, come animatori proprio quest'anno stiamo organizzando un percorso, un cammino estivo, un campo fidanzati, dove appunto ci stiamo impegnando a camminare, a fare dei sentieri e guarda caso andiamo anche a ripercorrere dei sentieri di un altro Papa, Giovanni Paolo II, che proprio nelle nostre montagne ha passato le sue più belle estati, insomma, ecco. Quindi il fatto che ci sia questo cammino di un Papa che viene verso di noi e noi che cerchiamo di ripercorrere invece il cammino di un Papa molto amato da noi giovani, insomma, sento che può essere, come dire, un ripetersi, anche un rinnovarsi di strade di fede, ovviamente da insegnamenti grandi di santi padri, che però forse a volte come giovani, spesso anche distratti da incertezze e situazioni un po' come quelle che stiamo vivendo noi, ci si accorge dopo. Ecco, infatti si ripercorre strade già fatte. Beh, io penso che sicuramente il fatto che il Papa venga qui e appunto ci incontri sia veramente un bel segno, soprattutto un segno per i giovani, e credo che abbiamo bisogno di una Chiesa che sappia comunicare con il giovane di oggi, che sappia in qualche modo essere un esempio forte comunque di valore, però un valore che non diventa rigido, che non diventa chiuso, ma un valore che si apre anche al dialogo con le altre culture, al dialogo anche con un modo di vivere che è il modo di vivere dell'oggi, che sicuramente presenta delle difficoltà e soprattutto visto anche una situazione in cui mancano forse degli esempi positivi, degli esempi forti, i grandi valori, anche a partire da uomini politici che sinceramente lasciano poco. Quindi parlavo appunto con i miei studenti, quindi studenti di 16 anni, e fin quindi da giovanissimi hanno un'immagine dell'Italia, della politica, anche della Chiesa a volte, che è veramente negativa, veramente triste, che non lascia nessuna possibilità di futuro, di speranza, di gioia, e penso che su questo dobbiamo lavorare, e quindi anche la Chiesa deve veramente porsi in dialogo ed essere forte, ma essere veramente capace di grandi gesti, di grande apertura. Sono tempi segnati dalla crisi in molti sensi, anche crisi economica, crisi lavorativa. È una crisi che ci coinvolge tutti e che quindi coinvolge anche chi si riconosce nella Chiesa, chi trova casa nella Chiesa. Dico, per fortuna che il Papa è un altro, perché questo ci ricorda che la Chiesa è in cammino e che è in cammino al pari degli altri uomini, delle altre realtà sociali, delle altre aggregazioni che ci sono. Io se sento un desiderio adesso nel modo di essere Chiesa, è quello di, come dire, mettersi al passo di questi tempi, non per adeguarsi, ma per fare realmente strada insieme, cioè per sapere anche indicare orizzonti di stili di vita, di modi di vivere, di apertura, quindi anche una Chiesa che sappia collocarsi nel mondo d'oggi. Io desidero una Chiesa capace di costruire ponti di aggregazione.
Io invece penso a quanti giovani attaccano la Chiesa. Ed è facile attaccarla se tu non sei dentro, ed è facile attaccarla perché ci sono mille ragioni a volte per attaccarla, però se penso, come mi ha detto un mio amico, che il fondatore della Chiesa è stato Pietro, il quale ha rinnegato Gesù e il quale era un peccatore, quindi Gesù gli ha affidato il compito di essere base della Chiesa, a un peccatore, a una persona che l'ha rinnegato, perciò la Chiesa sì, ha dei punti deboli, però i giovani, dico, perché allora non ci metti del tuo? Cioè, nel senso, ti vengono fatte tante proposte, puoi essere tu veramente il centro e l'origine di tante belle iniziative, perché tu sei una bella persona. Allora dico, tutti sti giovani che ci sono in giro, e noi ne siamo una parte, e noi ne siamo una bella parte. Io sono convinta che ci siano dei giovani meravigliosi e tanti altri che lo siano, ma si nascondono. Io sono seminarista, quindi come seminario, come tutta la teologia, insomma, qui di Vicenza, andrà dal Papa il giorno in cui viene qui a visitare appunto il Triveneto. E penso che sia importante, in particolar modo per i giovani seminaristi, esserci ancora di più, perché consci di essere parte di quella Chiesa che il Papa rappresenta, ma di cui noi stessi facciamo parte. Noi stiamo percorrendo questo percorso come giovani in cammino, ma non da soli. Allora, se il Papa è è il successore di questi apostoli, forse ecco, è un dovere da parte nostra esserci. Ecco. Per me la fede è importante per costruire le mie giornate, e credo che questo sia l'elemento comune di molti giovani del nord-est, in quanto dobbiamo affrontare quotidianamente il mondo del lavoro, e il mondo del lavoro è un luogo intriso di sfide e che non sono facili da affrontare, anzi pieno di ostacoli, e ne avremo bisogno come giovani anche di alcuni segni importanti da parte della Chiesa, perché questo molte volte non basta, soprattutto per superare gli ostacoli, ma abbiamo bisogno di un punto di riferimento importante, e certo per noi lo è il Vangelo, però ecco, per noi è fondamentale mantenere e nutrire questo rapporto con la Chiesa nel mondo, nelle nostre quotidianità. Se ripenso alle riflessioni che ci troviamo a fare anche all'università o in ambienti in parrocchia, così, sulla Chiesa, la Chiesa viene generalmente vista come un insieme di formalità, distante e lontana, chiusa dentro grandi chiese monumentali e anche in regole che a volte non vengono capite. Questo ovviamente è forse un punto di vista estremo di chi forse non vuole avvicinarsi effettivamente a quella che è la realtà della Chiesa. E se penso che la Chiesa siamo noi, mi sento profondamente responsabile nel portare un esempio a queste persone e far capire effettivamente che cosa è vita e cosa significa Gesù è vita, e effettivamente se ne sta con noi tutti i giorni. Non si fa la rivoluzione, l'hanno detto in televisione, chi c'è andato che delusione, era chiuso anche il portone.